Buonasera e bentornati allo Sapevo. Siamo ai quarti di finale con la prima Proloco ripescata, ma subito l'applauso va al mio filologico più giovane, più fresco, più elegante, Enrico Radivo. Buonasera a tutti, da par me ovviamente e di tutta la società filologica furlane. Hai il colletto un tic su e giù, ma sistemato... i telespettatori non si lamenteranno niente di questo. No, adesso sei a posto, sei a posto. E invece dobbiamo fare i complimenti, Enrico, alla Proloco che ha ottenuto un punteggio maggiore nel ripescaggio. Dobbiamo dire che hanno fatto un ottimo lavoro, hanno offerto a tutti fragole e lamponi pur di essere qua, ed è la Proloco di Attimis. Bentornati! Bravi Marco, bravi tutti! Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno votato e anche quelli che hanno acquistato il Friuli per il coupon. Un grazie a tutti. Davvero bravi, davvero complimenti. E, insomma, siete carichi? Avete studiato su San Vito del Tagliamento? Perché è la Proloco avversaria, quindi anche San Vito del Tagliamento avrà studiato tutto su Attimis. Patrizia, facciamo l'applauso a lei. Ai suoi famosi moschettieri, ma questa volta in aiuto una donna, meno male, perché hai detto qua è bene che ci sia una donna in più oltre a te. Sì, dai, e poi è mia cugina, dai, ho giocato in famiglia. Bene, dai, però insomma tu hai la tua squadra di moschettieri pronta, vero? Sì. Adesso sono cugliettini, ma loro dopo si accendono, no? Perché sono fatti così. Hai ricordi tu della Proloco di San Vito, no? San Vito sì, anche che stanno infatti insieme forse. Beh no, l'anno passato San Vito io hai visto, invece Attimis che stanno avevano già fatto la prova insieme, quindi... Ecco, Proloco che conosco. Quali sono le novità? Il gioco dell'avversario, un quiz in più legato a un personaggio, lo dico alla Proloco di Attimis che ritorna proprio ai quarti di finale, poi naturalmente non mancano i quiz e tutti i giochi in friulano di cui siete abituati. Quindi partiamo subito con il primo quiz, quindi le pulsantiere sono pronte, andiamo a vedere il cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. In quale altra regione, oltre al Friuli Venezia Giulia, si trovano le località di Cividale e San Daniele? Lombardia, Toscana, Puglia o Veneto? Attimis dice Toscana e anche San Vito, e invece no. È la Lombardia e ha studiato Enrico. Sì, era proprio la Lombardia, dove cavin Cividale Mantovano, quindi in provincia di Mantove, e San Daniele del Po in provincia di Cremona. E guarda, ci domanderemo, ma perché sono anche un Cividale e un San Daniele in Lombardia? Cioè c'entrano con noi, a foto io devo imprimere anche il Puindal di Audi Cividale, semplicemente perché sono due paesi che hanno il nome da una roba e un grun facile, quindi Cividale da paraule latine civitas, paese, città, e quindi i romanzi avevano chiappato su praticamente in tutta Europa, e quindi all'era anche lecito pensare che in qualche altra bande dal mondo siete nati Cividale, e San Daniele ovviamente è dedicata a un sant, e quindi anche questa qui era una roba che sicuramente può capitare anche in altri posti, oltre che la nostra bellissima tiere, che è il Friuli. Bravo Enrico, tutti in gita in Lombardia per andare a vederle, no? Quindi Attimis e San Vito al Tagliamento si organizzano, rimaniamo 0-0, ma andiamo subito a scoprire il prossimo argomento, quindi il cubo virtuale. Cultura, quindi avete più punti e più tempo per pensarci, 30 secondi da 5 a 10 punti. Se arriva una telefonata con prefisso 0431 potrebbe arrivare da Tarvisio, Gorizia, Ampezzo o San Giorgio di Nogaro? Non è Gorizia, ma è San Giorgio di Nogaro, è il prefisso della bassa. Ma voi non guardate neanche più i numeri, perché con questi telefonini ormai non notate più i prefissi, però è così. Che succede qui? Non vi siete persi con Gorizia, con i prefissi? Ci siamo persi. Nessuno chiama da San Giorgio? Sì. Va bene, adesso vediamo, conquistano i primi punti. San Vito del Tagliamento conquista i primi punti, andiamo a vedere il punteggio, 9. Bravo. 9, Attimis ancora 0, però siamo all'inizio, quindi andiamo subito a scoprire il prossimo cubo virtuale e quindi il prossimo argomento. Sport, chi sarà più sportivo? Parliamo di Udinese
Nel 1983 l'Udinese acquistò a sorpresa il campione brasiliano Zico. Come era soprannominato? Orei, Pato, Garigno o Gasolina? Vedi che qua sullo sport gli uomini di Attimis sono sportivi, a parte io. Siete sportivi? Un tempo. Ve lo ricordavate, insomma, questo nome. Allora, andiamo invece subito a vedere il prossimo argomento, così vediamo anche il punteggio successivamente com'è. Enogastronomia. Proveniente dalla Francia, quando arrivò in Friuli il vitigno del Merlot, a metà Settecento, nel Rinascimento, inizi 2000 o fino 800? Parliamo di Merlot. Bravi a San Vito. Sul vino gli uomini di San Vito non sbagliano, lui soprattutto, bravo. E nemmeno Enrico. No, sul vin, in Furlan, in tutti un grum conoscitori di vin, Brasca sapeva che è arrivata fin vocendo, quando sono arrivati anche che hanno gran parte dai vitigni, perché fa vin un tipo vero, quindi non il baccò che avevi dai vignai di ogni chiesa fin in quel viaggio lì. Merlot che la chiamata un buon sta in Friuli, perché al Merlot ai plagi le colline fresche, umide e che non sono secche, e quindi qua la zona è migliore dal Friuli, dal nostro Friuli, e quindi il Merlot che da noi arriva a esprimersi un grumbente, agli ultimi anni ovviamente con qualche problema, siccome siccitando è stato un bel po' agli ultimi anni, però spero che l'annata di quest'anno partirà tutto bene e quindi buon Merlot per tutti. Sì, ce lo auguriamo tutti. Bravo Enrico. Allora andiamo a vedere il punteggio, com'è la situazione delle Proloco. San Vito 13, Attimis 4. Ma andiamo avanti, andiamo a scoprire subito il prossimo argomento e poi lanceremo il primo proverbio della serata. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Andiamo a Trieste e vogliamo sapere quante frazioni ha il comune di Trieste. Nessuna, 8, 1, 4. Bravi, perché era trabocchetto questa. Velocissimi siete. Patrizia è stata lei, non tu. Merito suo. Sì. E tu eri ancora a Trieste che giravi a cercare le frazioni. Per osterie, in qualche osmizza. Ecco. Vabbè, adesso Marco avrai la possibilità di rispondere per primo al primo proverbio in friulano. Quindi lo andiamo subito a leggere con Enrico, lo vediamo in grafica, poi andremo in pubblicità, avete il tempo della pubblicità per consultarvi e dare la risposta. Allora, il primo proverbio che venga propone un not, che è l'un tic più facile, alle che sta qui, che alle miglior ne asci da urman talaghe grande. Ecco. Quindi il primo proverbio lo torni a dire, perché mi hanno detto che al plage quando tabaini in Chiarniello in televisione, quindi... Non so chi l'ha detto, ma... I Chiarniello dici ecco. Quindi alle miglior in ne asci da urman talaghe grande. Come esempio domandin non la traduzione letterale dal proverbio, ma c'è che vuol dire, quindi il significato reale di questo detto proverbiale in lingue furlane. Allora, vi lasciamo il tempo della pubblicità per consultarvi, per cercare di capire quello che potrebbe essere il significato più vicino a quello che vuole chiedere naturalmente il nostro Enrico, perché lui è il nostro giudice. Quindi pubblicità, poi ritorneremo con la risposta dalla Proloco di Attimis. A tra poco. Assieme con le Proloco di Attimis e San Vito al tagliamento. Ci siamo lasciati con un proverbio che Attimis durante la pubblicità ha cercato insomma di capire, di interpretare, però lo vogliono rivedere in grafica, rileggerlo prima di dare la risposta, quindi lo rivediamo con Enrico. Sì, così lo rilein anche per i nostri telespettatori. Il primo proverbio che si lascia propone un not e che risponderà a Attimis è che alle miglior ne asci da urman talaghe grande. Come esempio non domandavi la traduzione letterale dal proverbio, ma
c'è che vuol dire, qual è il vero significato di questo proverbio in lingua furlane. Caro Marco. Allora ci siamo consultati, spero sia giusto. È meglio affrontare subito un problema grande, cioè affrontarlo sul nascere, sull'inizio, che sì, uno più piccolo, insomma. Noi capiamo nulla. Niente, prova, torna e spieghi migliore, torna e spieghi migliore. Cioè, è meglio affrontare un problema subito, all'inizio. Mi si interessa di dire che la risposta non mi ha convinta vonde, passare la parola alla squadra di San Vito. Quindi... Allora, noi diciamo che è meglio andare subito al sodo della questione. Come sì, come mi convince tanto di più, quindi la risposta è esatta, quindi quando c'è da fare, meglio farlo subito in grande, là subito al sodo, al concreto, piuttosto che perderci da spicciulecce in chiacchiere. Quindi 5 punti a San Vito al tagliamento, confermo. È andata così. Il primo proverbio, insomma, dovete ritornare in gioco, no? Cioè, piano ci siamo consultati troppo. Troppo? Sì, dopo sì. troppe idee vi mette in confusione. Sì, Togliamo sì. la pubblicità a questo punto. No. Credo anch'io. Va bene, dai. Andiamo a vedere il cubo virtuale e quindi il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quali di questi comuni ha come stemma un drago nero sulle acque del lago? Sauris, Trasaghis, Cormons, Tramonti di Sopra. Sì, è proprio Trasaghis. Bravi. Proprio è lui che studia tutto. Sì, studia geografia. Allora è proprio Trasaghis, ma perché ce l'ho aiutato a capire che era Trasaghis, perché la domanda era citata là. Perché si ha disegnato un lagut, che è ovviamente il lago dei 3 comuni, c'è lo clamin in tutto il Friuli, c'è lo clamin in Chiarnie e il lago di Chiavaccio. C'è sta a simboleggiare che il drago, quindi il drago in un stemma araldico indica la vicinanza e la custodia di Alc, e quindi che stemma lì proprio rappresenta la vicinanza e la custodia dal paese di Trasaghis verso il lago dei 3 comuni o di Chiavaccio, che fin prima della costruzione da centraline idroelettriche dava la vita praticamente a tutto il paese. Era la in che viveva di pesce, che viveva da là. Come purtroppo ovviamente queste robe non poi si più fatte, però sono state fatte da scelte, ma non so che a giudicare se sono state scelte giuste o sbagliate. Comunque la risposta era esatta. Bravi ragazzi di San Vito al tagliamento. Andiamo avanti, tranquilli, e vediamo il prossimo cubo virtuale. Marco. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Tutti credono che il kiwi sia originario della Nuova Zelanda, invece proviene dalla Cina, dalla Finlandia, dal Sudafrica o dall'America. Vedi che sulla frutta voi non sbagliate. Sulla frutta loro non sbagliano. Almeno sulla frutta qualcosa. Anche se il kiwi voi non, però insomma qualcosina. No, sta bene con le fragole. Non disdegniamo neanche il kiwi. Neanche quelle, dai. In caso possiamo fare un risotto al kiwi. Sì. A proposito di kiwi, kiwi loro lo sapevano perché il nome scientifico dal kiwi è Actinidia chinensis, che vuol dire appunto da Cine. E, piccola curiosità, Actinidia vuol dire raggio. E il kiwi che si è inventato qui in Friuli, il kiwi giallo, che è importante in tutto il mondo, si chiama Sorelli. E quindi un po' noi abbiamo richiappato che il nome, dal nome scientifico in latino, dal nostro nome da varietà di kiwi che abbiamo creato proprio qui in regione. Quindi tutto al torno. Bravo Enrico, bello queste curiosità. Grazie. Che saltano fuori ogni tanto. Grazie, sì, prego. Andiamo avanti, allora vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento e poi vedremo il punteggio. 30 secondi da 5 a 10 punti. Come anche chiamato il gallo forcello, tipico dell'area dolomitica? Urogallo, francolino di monte, fagiano di monte o gallo cedrone? Qua niente, sui galli nessuno è
Fagiano di Monte. Tutti sti galli qua che abbiamo in studio, nessuno sapeva dare la risposta. Niente da fare. Vabbè, allora andiamo avanti con il prossimo cubo virtuale. Marco? Avanti. Anzi, chiederei alla regia se possiamo vedere. Dopo, andiamo. Enogastronomia. Luca Manfè vinse nel 2013 Masterchef USA con il frico. Secondo la sua ricetta le patate vanno grattugiate, macinate, tagliate a fette o tagliate a tocchetti. Non è macinate e nemmeno tagliate a fette. Ma non so perché era là, ho sentito A, ma non l'avete... Vabbè, era grattugiate. Lo sa anche Enrico questo, Sì, no? ovviamente lo sai perché sin due furlans come Palmerlot e due conoscitori di frico. La ricetta che lui aveva proponi era più o meno quel che può dare forse la ricetta originale, perché aveva già tagliato di frico in qualche puntata fa. Il frico era un alimento di recupero, quindi richiappa cartofole, richiappa formati e quindi probabilmente in origine la cartofola aveva di essi grosse perché aveva di stare a lungo sul fuoco e quindi aveva di essi a cubus. Lui invece l'ha fatta sgrattate e quindi l'ha un po' a seguire la moda di Cumodi fa la roba più di corse. E quindi qualche dunque la fa con la cartofole grattate, qualche dunque la fa con la cartofole lesse. In origine ovviamente non era di ducches, perché come hai detto era l'alimento di recupero con tox di formati piuttosto che crodies, lasciata lì con la scartofole a boli a quei in bande da spoler per ore e ore. Che buono, Il frico migliore ovviamente alle che di me mari, cosa si chiama? Sì, che ovviamente la saludin. Come si chiama? Maria Teresa. Maria Teresa, tanti saluti, veniamo a mangiare il frico da Sì, lei. il frico migliore dal mondo, quindi quando tu svoe... Quando ho perso ancora un chilo vengo. Vabbè, ma io lo faccio light, lo faccio in versione light. Light, sì, vabbè, light. Carnico light. Sì, Ok, va bene, allora verrò volentieri, se light, se lo dice così. Andiamo a vedere invece il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Invece vediamo la grafica con il punteggio. San Vito 27, Attimis 9. Ma andiamo subito con il prossimo quiz e quindi il prossimo argomento. Sport, Triestina Calcio nacque nel 1918-19 dalla fusione del Trieste con quale altra squadra della zona? Basovizza, Ponziana, Umago o Sistiana? Bravi, Ponziana. Anche qui ti ricordavi? Ho avuto un grande calciatore? Sì, Augusto Lui? qui. Augusto, un calciatore? Più che calciatore era un arbitro. Un arbitro? Ah, adesso capisco tante cose. Adesso capisco tante cose e quindi andiamo avanti tranquillamente. E vediamo il prossimo cubo virtuale. Dopo ti spiego, sì. Ridono, San Vito. Vabbè, andiamo a vedere il cubo virtuale perché è arrivato il momento del personaggio. 30 secondi da 5 a 10 punti è il quiz sorpresa legato al personaggio. Scrittrice, classe 76, segno del toro, laureata in economia e commercio, appassionata di pittura. È Yolanda Mazzon, Antonella Sbuels, Ilaria Tutti o Nadia Paoluzzo? Vai! Ci ha preso gusto Marco! Ed è proprio l'Aria Tutti, di cui abbiamo anche una foto, e questo era il personaggio della puntata di Lo sapevo di questa sera. Quindi adesso vediamo il punteggio, sono curiosa di vedere com'è adesso la situazione dopo i punti conquistati. Dopo il cubo sorpresa, vedete come cambia poi il risultato? San Vito 27, Attimis 22, perché qui appunto c'erano in palio 20 punti. No, 10 punti, chiedo scusa. Andiamo a vedere, quindi, non lanciamo il proverbio? No. Perché facciamo una cosa, andiamo in pubblicità senza lanciare proverbi sto giro e poi daremo la possibilità a Attimis di scegliere la prima busta del gioco in friulano. Quindi scegliamo tra poco, Lo sapevo, subito con il friulano.
eccoci qua con l'Eproloco di Attimis e San Vito al tagliamento. Ci sono le buste, allora parte la sigla tra due lingue. Le buste di Enrico. Eccole qua. 1 o 2, Marco? La 1. Così. La 1 così. La scegli. Numero 1. Numeri 1, giusto. La busta 1 è dall'italiano al friulano. Ecco. Vestiti e accessori, sto giro ha scelto il nostro Enrico, perché infatti ha degli accessori, dei vestiti particolari oggi e voleva proporli anche nel gioco in friulano. Partiamo dalla prima parola, se sbagli si riparte, come ben sai, quindi la prima parola in italiano è pantaloni, Bregons. gonna, Cotule. ciabatta, Ciabatte. guanti, Manecis. sciarpa, sciarpa, buttatevi, Sciarpe. cuffia, Scuffe. portafoglio, Taccuin. cravatta, Golarine. bretelle, Tiracchis. accappatoio, accappatoio. Mancano 12 secondi. Vestit parsuati. Bello, ma non è così, è simile. Pantaloni, Bregons. Gonna. Cotule. Ciabatte. Manecis. guanti, Sciarpe. sciarpa, Scuffe. Tu eres donne, il tempo alle schiadu perché il sei intervenuto, tu eres donne perché la veste da bagni. Ah, ecco. Quindi tu eres donne comunque, tu eres donne. Bravo, dai, bravo, comunque sì. ha- No, Molto perché bravo. ho resonato come una volta che era macchine per lavare. Io sto E lavatrice. E non Bravi, sono stato bravi. in grado di... Beh, 9 punti, dai, 9 su 10, bravi. Allora, che cosa avrà inserito invece per San Vito nella busta 2? Le parole con la N. N. Quindi Però devo dire io in friulano. dal furlan al talian. Occhio agli accenzi, Alexis, per piacere. Oh, già iniziamo così. Ecco, boh, allora, stai attento, se sbaglio dici Certo, tu, eh. sono qui per quello. Ah, vedi? Se no non mangi più il fricco dalla mamma, eh. Va bene. Andiamo con la prima parola. Nuvic, Sposo. Nasa, Annusare. Nit, Nido. Noglar, Nocciolo. Nuvic, Sposo. Nasa, Annusare. Nit, Nido. Noglar, Noce. Nada, Nuotare. Neta, Pulire. Nauli. Nauli. Noleggio. Niccia, Coccolare. Dondolare, coccolare. Nibli, Nibbio. Nuli, Nuli, Nuli. Nuli. Annusare. Caspita, che bravi. Bravi? 10 su 10? Bravi, bravi, bravi. Ah, anche perché, insomma, Eh sì, non era mica semplice. per noi è semplice. Brash. Un buon gioco di squadra, perché l'arrivata Sì, di sì. qua, l'arrivata di là, sì. quindi Ben organizzati. molto bravi San Vito, sì. Sì. Bene, allora vediamo il punteggio, 10 loro, 9 Attimis, vediamo com'è la situazione dopo il gioco in friulano. Prima di partire con gli altri quiz, San Vito 37, Attimis 31, comunque 6 punti, ma abbiamo ancora un proverbio che lanceremo tra poco, quiz e poi c'è il gioco anche dell'avversario, quindi insomma ci sono altre possibilità di conquistare punti. Ma pronti con le pulsantiere perché ripartiamo subito con i quiz e quindi con il cubo virtuale che ci fa vedere qual è il prossimo argomento. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti. In quale anno arrivarono i Friuli Longobardi? 568, 1350, 1000... vedi qua San Vito. Velocissimi.
Bravi, partiamo subito con altri quiz, subito con il cubo virtuale e andiamo a vedere l'argomento. Ritorniamo nei quiz legati al territorio. Chi viene ospitato nel centro di recupero che ha sede a San Canziano di Sonzo? Anziani audiolesi, tartarughe marine, turisti di passaggio, bambini catatonici. Bravi, questa era particolare, bravi. Però avevo sentito anche da voi B, però loro sono arrivati prima, sono andati velocissimi. Va bene, allora andiamo avanti perché siamo veloci anche noi con i quiz, questa parte, quindi andiamo subito a scoprire il prossimo cubo virtuale. L'argomento. Sport, Tarcisio Burnic, detto Roccia, originario di Ruda, giocò per 12 anni dal 62 al 74 con quale squadra di Serie A? Cagliari, Milan, Fiorentina, Inter. Ed è proprio l'Inter. Attimis inizia a prenderci gusto adesso era facile perché c'era anche la foto della maglietta di lì. Che succede? Che succede qua? A San Vito, siete daltoni, avete visto un altro colore della maglietta, ma noi mettiamo la foto delle volte per mettervi un po' in confusione, cioè non è così. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio. Come si chiamano gli abitanti di Ronchis? Ronchesi, Ronchiotti, Ronchisani o Roncolini? Non sono ronchesi. E neanche Ronchisani, ma sono Roncolini. Così si chiamano. Non avete nessun amico di Ronchis? No, non conoscete nessuno. E invece io sì, e quindi chiamo la mia amica Roncolina. Vabbè, dai, andiamo avanti col prossimo cubo virtuale perché poi lanceremo il prossimo proverbio. Andiamo subito a vedere il prossimo argomento. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti. Come si chiamano i dinosauri protagonisti dei Gnognosaurs? Momo, Martin e Bombo, Manny, Tony, Jacopo, Pim Pum. Vedi che Attimis ha dato subito la risposta. Allora a questo punto vediamo com'è la situazione del punteggio, perché poi manderemo il proverbio, ma ci sarà sempre il tempo della pubblicità. Ecco, San Vito ha 50 punti e Attimis 45, quindi i 5 punti del proverbio sarebbero determinanti per Attimis per arrivare alla parità in questo momento. Poi manderemo, ci sarà il gioco in friulano e ci sarà anche il gioco dell'avversario. Quindi vediamo assieme il proverbio, caro Enrico, il secondo. Quindi il secondo proverbio che mi propone not, un tic più difficile di quel di prima, è che l'uomo al scomincia in scune e finché al viv al bat la lune. Come sempre, noi domandiamo una traduzione letterale di questo proverbio in lingua furlade, ma qual è il significato che sta da a queste frasi. Pensateci bene, adesso insomma, non mettete più confusione, ragionate arrivate ad una conclusione finale che sia equilibrata per tutti, dico Attimis. Ci pensa anche naturalmente San Vito al tagliamento, perché se Attimis non dovesse dare la risposta, risponderà San Vito al tagliamento. Ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità, lo sapevo. Eccoci qua, di nuovo assieme con le nostre proloco, San Vito al tagliamento e Attimis. Abbiamo lanciato un proverbio, caro Marco, hai avuto il tempo della pubblicità per pensarci, ragionare con l'ex arbitro, che in effetti è un po' puntigliosettino, no? Lui, abbiamo l'ex fatto anche arbitro. adesso molta consulenza, ma...
Ma è Bisogna vedere dura, com'è fatta è la dura. Ma non ce l'ho con te, ma adesso che ho scoperto che sei stato arbitro, alcune cose... No, non ce li ho con gli altri, anzi, no, non ce li ho con gli altri, però adesso che sei così peperino, ho capito, perché avevi il fischietto, i cartellini, adesso ho capito, no? Bene, allora, torniamo a vedere il proverbio. Torniamo io il proverbio che ha meglio. scatenato non poca discussione tra squadre durante la pubblicità. Sì. Il proverbio, il secondo proverbio che si nasa propone nota è che l'uomo al scomincia in scune e finché al viv al bat la lune. Marco, dimmi tutto. Allora, secondo noi, da quando nasci, hai sempre... mi devono risuggerire perché non me lo ricordo più. Devi sempre affrontare la vita ogni giorno. Questo è il... No, non ci siamo, Non ci siamo. Non si indogna. Immaginavo. Vabbè, con i proverbi va così. L'arbitro non è convinto, ma insomma No. sappiamo che... Secondo noi è da quando nasci devi sempre guardare lontano, avanti e guardare altri obiettivi. Neanche loro. No, No. mi dispiace, ma neanche questa soluzione era che dal proverbio, che il batti la luna era superare, essere in che caso pies da luna, perché c'è facile la luna cambia ogni dì. Quindi l'uomo da quando al nasce fin quando al mur, al continua a cambiare, è mutevole, è imprevedibile. Pies da luna, quindi la traduzione era che l'uomo è imprevedibile, è mutevole, al cambie, pies da luna. No. Allora è difficile, ma non si a prime spuntate, si ormai a una fase cruciale di che sbielisce in programma che lei lo sapeva e quindi vindi la selezionare la miglior pro loco, se no eri a chi ha fatti. Comunque, la proloco di San Vito al tagliamento, con la proloco di San Vito voleva fare un appunto, lui, soprattutto il vice capitano, Sì. voleva dire che non solo gli uomini ma anche le donne. Sì, no, lei ha inteso l'uomo Uomo come come essere persona, umano, essere non come umano. l'uomo, genere maschile, cromosoma 23XY. L'uomo inteso come essere umano. Vabbè, andiamo a vedere, no, non vediamo il punteggio, tanto l'abbiamo visto prima, ma in questa fase non lo vediamo, perché è arrivato il momento, e lo sceglierai tu, no, non la 1, la 2, mandiamo la sigla così cerco le buste del nostro gioco in friulano. Trovate, ecco qua, 3 o 4? 4. 4 per Attimis. Allora, che cosa avrà pensato questa volta Enrico? La busta 4 sono le parole con la P e sono dal friulano all'italiano, con la P. Attenzione agli qualcosa? accenti. Ah, basta, va bene. Boh, sì, è vero, devo stare attenta qua, sì, più dell'altra volta, più di prima. Partiamo con la prima. Peschiador, Pescatore. pass. Passi. Sì. Pass. Pace. Patafà. Schiaffeggiare. Persembul. Preambolo. No. Peschiador, Pescatore. pass. Passi. Pass. Pace. Patafà. Schiaffeggiare. Persembul. Prezzemolo. Persut. Prosciutto. PA. Legare. Pench. Grosso. No, grosso no. No. Pescatore. Peschiador, pass. Passi. Pass. Pe- Patafà. schiaffeggiare. Prezzemolo. Persembul. Prosciutto. Persut. Legare. PA. Pench. Denso. Pancor. Panettiere. No, Fornaio. Brava, era il fornaio. No, no, è la stessa roba, il panificatore o panettiere fornaio? e il fornaio, non sono la stessa roba, cioè il panettiere è che il calventi il pan, il fornare è che il calufage. Quindi il pancor, la vera traduzione sarebbe il panificatore o anche fornare la ben. Dopo all'era in timone per aules, avendo in grafiche, che era il pestelaccio, sì. cioè la sprimules o la primula. Al Quindi avete conquistato 8 8. su 10. Bene, bravi. singolare. Bravi, bravi.
Allora, cari amici di San Vito, voi avete la busta numero 3 e quindi dall'italiano al friulano. L'argomento è Ostia. i liquidi. Liquidi? Liquidi. Tante aghe, dice, vabbè. Partiamo con la prima parola in italiano che è olio, Ueli, acqua, aga, brodo, brod, mercurio, mercuri, sangue, sank, grappa, žnjape, aceto, azet, sidro, sidro, olio, ueli, acqua, aga, brodo, brod, mercurio, mercuri, sangue, sank, grappa, žnjape, aceto, azet, sidro, most, candeggina. varechina, Sì o no? Sì, sì. Succo di frutta, sugo da bevi, no, olio, ueli, acqua, aghe, brodo, brod, mercurio, mercuri, sangue, sank, grappa, žnjape, aceto, azet, sidro, most, candeggina, varechina, succo di frutta. sugo di pomis, No, No, e poi perché era se all'era è fuori tempo, comunque all'era o struc di pomes o laghe di pomes. Fa sempre il discorso di prima, struc, che è sempre o aghe di pomes. Però, Bravi, però 9 su bravi. 10. E allora, Io tutte queste fatiche che fai, perché da che sperare che sto dice in un minuto che ci fai tutte. vedi? Sì, sto sempre un po' male quando finisco giù. dovresti essere abituato però. Ah, sta male. No, a far tanto e dopo... Questo tutto è vero, si... questo è vedi? vero, sì. Vabbè dai, ma lasciamo così, andiamo avanti e parliamo delle nostre proloco. Parliamo della proloco di Attimis, perché state lavorando per i vostri progetti, per le vostre iniziative. Raccontami Marco. Sì, quest'anno ripartiamo alla grande, anche se già l'anno scorso siamo riusciti a fare un bel po' di iniziative, con 2 nuovi appuntamenti. Uno il lunis di Pasche, quindi la Pasquetta, ed è una vecchia tradizione delle parti di Attimis, penso anche di altri paesi collinari, ed è Tournen a Facori Ius, cioè è che a Cividale si conosce c'è il truc, no? Da noi c'era questa usanza che il giorno di Pasquetta le famiglie facevano la classica scampagnata e andavano sulle colline, le colline di Attimis, precisamente 2 colline che sono la collina di San Rocco e di Villa Strassoldo, e qui le famiglie facevano questo vecchio gioco che è far correre le uova sul prato senza romperle e noi vogliamo rimettere questa vecchia tradizione in auge. Bravi. Poi un nuovo appuntamento che Attimis si racconta, sarà il 28 maggio ed è una serata culturale abbinata all'enogastronomia. In questa serata faremo un piatto che ancora dobbiamo decidere, un piatto nuovo delle nostre oltre 50 piatti che proponiamo alla Sagra. E, insieme sarà proiettato un film che è stato girato lì ad Attimis, proprio al Mulino dei Conti d'Attimis, ed è Le anime del fiume, che adesso c'è al Visionario, ed è un regista di Faedis, del comune adiacente a noi. E poi abbiamo già messo le date della Sagra, che quest'anno riportiamo ai 6 giorni classici, e saranno il 24, 25, 26 giugno, e il 1, 2 e 3 luglio. La Sagra delle Fagole dei Lamponi, che quest'anno è al 52esimo anno. Però, quindi anche la Proloco di San Vito è invitata? Certamente. Bravi. Anche perché in un quiz ha risposto esattamente la volta scorsa E quindi saranno di nostri diritto ospiti. devono essere ospiti. Saranno nostri Tenetele, ospiti. ricordatevi le date. Voglio aggiungere però. ancora una cosa, Prego. che è uscita da poco una mappa dei sentieri di Attimis e Faedis. I 2 comuni hanno contribuito alla stampa, e invece la mappa
che è composta da un fronte e un retro. Il fronte è una mappa tecnica di 32 sentieri che tutte le associazioni, molte delle associazioni di Artemis Faedis tengono pulite. E nella parte retrostante c'è la descrizione di questi sentieri. Questa è appena edita ed è una mappa molto tecnica, quindi per tutti gli appassionati camminatori, che poi vi faremo omaggio. Sì, mi piacerebbe averla. Bello, una bella iniziativa, bravi. Bravi davvero. Sta post di oggi ne piccole parentesi filologiche, siccome Sinchia fa filologie, alla città la scampagnata di Pasquetta, che ha un termine tecnico storico, era il Giermasch, Giermasch, col digramma G, e quindi così, chiuso. Poi passare a San Vito. Passiamo a San Vito al tagliamento. Se posso, un'ultima cosa. Sì, adesso, solo per salutare sempre le mie due proloco di Artemis, la proloco Amici di Porzus e la proloco di Subit, che sono le vere manutentrici di questi sentieri, perché passano sul loro territorio. Allora facciamo un applauso del proloco, bravo. San Vito al tagliamento, che cosa bolle in pentola? Beh, bolle in pentola, la prima domenica di ogni mese facciamo il mercatino dell'antiquariato, per cui i primi di aprile siamo col mercatino di antiquariato. Poi stiamo organizzando per la Domenica delle Palme Voglia di Pasqua, la mostra mercato al Castello. In piazza poi avremo dei gonfiabili e dei track food. Ci sarà un concerto il sabato sera, per cui cerchiamo di animare quel weekend, di ripartire un po' e rianimare un pochino la piazza con le nostre iniziative. E poi stiamo già organizzando Piazza in Fiore l'ultima domenica di maggio e la prima domenica di giugno. Ottimo. Ci stiamo lavorando. Bravi anche a San Vito al tagliamento. Ed ora è arrivato il momento del gioco dell'avversario. Quindi facciamo subito una domanda su San Vito al tagliamento alla proloco di Artemis. Uscirà in grafica, il nostro Enrico la leggerà. In grafica vorrei la domanda in scritte per italiano, io ovviamente l'italiano lo tabai, userò di Jarai in marilenghe furlane, quindi uscirà la grafica. Quiz per Artemis su San Vito al tagliamento. Artemis sti domandando il nome di Almancul 1 da tre tors che sono a San Vito. Quindi la storia sono tre, us domandin il nome di une Almancul 1 di queste tre tors. 5 punti in palio. Scaramuccia. Torre Scaramuccia. E la risposta potete domandare conferme anche agli avversari, è esatto. Studiato. 5 punti conquistati da Artemis ed ora la parola passa alla proloquo di San Vito al tagliamento, dove appunto proponiamo un quiz legato al territorio di Artemis. Stesse robe parguate, già vengono in grafica come in italiano io uso la lei marilenghe. Quindi ad Artemis hanno detto tre stiei, us domandin il nome di Almancul 1 di questi tre stiei. Partistagno. Potete domandare conferme, ma la risposta è esatta. Hanno studiato questa volta. Altri 5 punti conquistati da San Vito al tagliamento. Questa volta devo dire che le proloco sono state brave. Sì, e è una roba che io apprezzo tanto, perché vuol dire che hanno anche un interesse reciproco sui territori e su ciò che fanno in Iatici. Bravi. A questo punto chiedo alla mia regia, Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Chiara Miscoria, siamo ad una situazione di parità dove c'è il bisogno di un quiz pareggio o c'è già... Abbiamo il vincitore, mi dicono. C'è il vincitore e quindi c'è la proloco che va in semifinale. Vediamo chi è in grafica. Artemis 58, San Vito 64, va in semifinale. Per pochi punti, Siete bravi. Ritornerete, bisogna vedere appunto contro chi giocherete, dovete seguire la prossima puntata.
Quindi ragazzi, noi verremo ad Artemis, intanto smaltisco un chiletto così posso riprenderlo tranquillamente da voi. E assaggiare le possiamo. 50 specialità No, che 50 propongono. no, ma insomma un paio sicuramente, Ecco, un paio sicuramente. sì, vi e poi vado aspettiamo. per i sentieri così smaltisco. Certo. Cioè, quello è quello. Certo, Ecco. certo. Bene, grazie alla Prologo di Artemis, davvero Grazie. complimenti per tutte le vostre iniziative. Complimenti a Savito Tagliamento che torna, quindi in studio a giocare con noi. Complimenti Enrico Radivo e soprattutto la mamma. Beh, la mamma, la mia vita e la mia ispirazione che mi supporta ogni dì, quindi ciao mamma. Mimina. Bene, grazie Enrico, alla prossima, ciao, grazie a tutti, grazie alla regia.